cerco e tu ci sei. È un momento, non mi basti mai. Tu sei l'inizio che non ha mai fine. Mi manchi tanto, mi manchi sempre. Benvenuti a un nuovo speciale in musica targato Gianni Turco. Io sono Stefania Cento e da anni collaboro appunto con le produzioni di Gianni Turco, che saluto. Gianni, quanti anni sono che collaboriamo? Tantini, eh? Quanti sono? 6 di Interfono? Sono troppi, sei sono sei un po'... scaduta, ormai. Stai bene? Gallina vecchia però fa buon brodo. Ecco, bravo. Come mi trovi in questa mise da conduttrice? Sono conduttrice oggi, Ma insomma, da quando fai conduttrice stai diventa più simpatica. Ah sì, grazie, carino. Allora, oggi è una giornata speciale perché vado a raccontare insieme a un grande amico che poi è anche un grande amico vostro la sua carriera non solo musicale ma partendo appunto dalle origini, e infatti lo speciale viene intitolato Franco Dani e la mia musica. Vieni Franco. Eccomi, ciao. Come Stefano, stai? che bello rivederti. Sai che è sei molto sempre... tempo che non ti ormai. Guarda, tantissimo. Da pochissimo. È bello rivederti. Come stai? Io sto benissimo, ti trovo, anche tu stai molto bene. Ma hai visto come sono truccata bene Benissimo, questa sera? stai benissimo, Non ti dico chi è la truccatrice. Sei Guarda, io mi sono permessa di chiedere al nostro amico Gianni Turco, di creare una sorta di salottino per fare due. Tanto noi, sai, siamo amici. Anzi, io devo ringraziarti per una cosa, sì, Franco. lo so. Perché io sono arrivata a 1000 voci per merito tuo. Perché sei tu che mi hai dato il lancio una decina di anni fa. Ma perché non vieni a fare 1000 voci? Non vieni? Ti ricordi? Io, vorrei ricordare che è dal 2007. Io dal 2009. Sì, 2 anni dopo io ti ho chiamato, che partecipa a 1000 voci. Devo ringraziare Gianni Turco. È vero. Perché ogni anno mi fa partecipare ed io di questo sono felice, perché Gianni ha questa trasmissione bellissima, 1000 voci. È una trasmissione che dà l'opportunità a noi cantanti, ai cantanti giovani, di avere visibilità, di presentare le nostre canzoni nuove del passato e di avere visibilità, perché oggi, parliamoci chiaro, fare la promozione diventa sempre difficile. No, diciamo che è un'utopia. È proprio difficile. Allora noi andiamo, guarda, andiamo seduti, c'è il nostro piccolo salottino, dai. Intanto colgo l'occasione per salutare e ringraziare della loro costanza, pazienza, professionalità tutti i tecnici coadiuvati da Gianni Turco. Grazie a voi, facciamo un applauso noi due per loro. Grazie mille ragazzi, tecnici, audio, luci, tutti quanti. Allora Franco, partiamo dalle origini e non facciamo però delle date, ogni tanto le dovremo fare. Io ho visto che hai portato un purpurì di... perché voi lo sapete benissimo, Franco non parte come cantante, parte come attore, ma proprio amatissimo dal pubblico, ovviamente femminile, meno da quello maschile penso. Ma guarda, io credo che anche il maschile anche seguito moltissimo i fotoromanzi, certo. Dai, non soltanto... Allora, io ho avuto il grande successo con la Lancio. Con la Lancio. Ho iniziato giovanissimo come comparsa, poi ho cominciato a fare le prime particine, le prime parti più importanti, Grand Hotel, Bolero, e poi mi ha scelto la Lancio per fare il protagonista da loro. Ed è stato questo facciamo una data, diamo una data per ricordare. Tanto sei giovanissimo. Ma io sono giovanissimo. Con la Lancio io ho iniziato anni 70-80, comunque è stato il periodo. Il periodo più forte è stato anni 70-80, sì. Questo sì, è stato un grandissimo successo. Pensa che la Lancio vendeva 8 milioni di copie in Italia. Oh sì, è vero, 8 milioni di copie in Italia e altrettanto in tutto il mondo. Quindi diciamo che la popolarità è stata grandissima. Io ho avuto un successo clamoroso. Guarda, io ero piccolina, adesso abbiamo un po' di anni di differenza, però io ricordo questo periodo e infatti io dicevo, però, io ero una ragazzina, però dicevo, cioè anni 70. Poi io ero ragazzino. No, tu eri più grande di me, non fare il furba, già, non ho capito, Gianni, un pochino di differenza c'è. Però io mi ricordo quel periodo e io ti vedevo, come altri tuoi colleghi, in una cioè, per questa attorialità muta, no? Perché era molto suggestiva. Ma guarda, io credo questo, Stefania, in quel periodo c'era primo, secondo e fotoromanzo. Quindi il grande successo era proprio dovuto a questo, perché la gente, quando non c'era niente di bello in televisione, si rilassava con un bel fotoromanzo. È vero. E devo dire che io, credimi, le prime serate che ho fatto, andando in giro, poi iniziai a fare le serate, io iniziai a cantare nel 68,
68. Per cui in concomitanza Sì, con la Lancio? sì. Ah, lo facevi in concomitanza. Sì, mi ricordo quando andavo a cantare e la curiosità era forte perché il fotoromanzo è l'immagine fotografica di una persona, quindi non puoi sapere che voce ha quella persona, Certo. quanto è alto, quanto è basso, quindi diciamo che era una grande sorpresa il fatto di vedermi poi dal vivo. Certo. E devo dire Sotto che una veste diversa. una poi, veste tra diversa, l'altro. sì, anche perché il fotoromanzo mi ha dato questa grande popolarità. Io poi ho dovuto combattere moltissimo come cantante. Sì, Perché sì, io ho fatto un primo disco nel 1970, 71, altro disco, nel 73. Ho fatto dei dischi che purtroppo non hanno funzionato perché se tu non vai in televisione nessuno Certo, sa che certo. io cantavo, quindi non ha saputo nessuno. Poi ho avuto il primo successo. Sì, ma questo lo Ah, abbiamo. sì. Sì, Bene. cioè, Sì. abbiamo guarda, un'ora tutta per Sì. noi, andiamo per tappe. Però spiegami, ma qual è stato, sinceramente, se puoi farlo, il tuo amore più grande? Il fatto di essere un attore o un cantante? O le due cose si sono Allora, compensate? l'attore mi ha dato questa grandissima visibilità, Popolarità. però il cantante era una cosa molto diversa, perché io devo conquistare le piazze, Certo. io devo conquistare la discoteca dove andare, perché il personaggio c'è la popolarità, però dopo se davanti alla gente non dimostri che sei anche bravo, la gente, tu lo sai meglio di me, È dura, eh? è dura. E invece devo dire, sinceramente, io iniziai a cantare dal 68, e vabbè, poi ne parliamo dopo. Ne parliamo. Poi abbiamo da parlare. Però una prova della tua performance da attore di fotoromanzi, visto che è il tuo special, si chiama sicuramente Franco Dani e la mia musica, però ripercorriamo Anche i miei ricordi, e i ed tuoi anche i miei ricordi. ricordi, Allora, certo. io voglio, anche le amiche e gli amici a casa, una dimostrazione, dopo facciamo vedere No, alcune... non mi fa fare la No, faccia. no, piccolina. Guarda, adesso, tanto tu il microfono negli anni 70 un ce l'avevi come attore. No, qua seduti, no? Ecco, metti caso che io ti avessi tradito, io sono la tua compagna, tua moglie, ti avessi tradito con un altro. Tu devi dimostrare, senza parlare ovviamente perché sei un attore di fotoromanzi, dimostrami quanto sei arrabbiato o deluso. O... Io ti devo dire questo. Solo dallo sguardo, devi leggere nel suo sguardo però Gianni. Ecco, io ti ho tradito. Allora, non so, ti ho tradito con Turco. A distanza di tanti anni non so se riuscirò a fare Adesso lui ti fa un primo piano. questo tradimento Voglio e vedere- arrabbiarmi con mia moglie, che ti fa la parte di mia moglie in questo istante. Tua moglie è lì che ci Lo so che guarda. tua moglie sta guardando. Ecco. Tu devi dimostrare alle telecamere con lo sguardo la tua delusione, il tuo dolore. E quante espressioni mi fai fare. Caro. No, facciamo una cosa. Lasciamo perdere. No. mi dispiace, no. Dai, ci metti 6 secondi, dai. Metti. Fammi vedere, tanto siamo tra amici. L'hai fatta la foto già? L'hai fatta? Ecco. Ti viene da ridere. Anche perché, guarda, io ho rifatto, dopo tanto tempo, ho rifatto dei fotoromanzi, ritornando alla Lancio, di queste copertine. Ecco, facciamole vedere, dai, Questi racconta per fotoromanzi. esempio, racconta, guarda. Questa è Paola Pitti, Michela Rocche, ho lavorato anche con Ornella Muti, con Laura Antonelli. Ma ho guarda fatto- che occhi, ma che meraviglia. È un bel periodo, un bel ricordo. Paola Pitti, sì, Paola Pitti. Ma è pazzesca sta cosa qua. Ma bei erano ricordi. molto impegnativi le registrazioni di questi Guarda, fotoromanzi? noi ci incontravamo la mattina alla Lancio, 7, 7 e mezza, e non sapevamo mai a che ora ritornavamo a casa, Ah, perché sì? era molto impegnativo, sì, moltissimo. Quindi c'era... Sabrina. Questa è Michela Rocche, poi ci sono tanti Guarda, altri. sei ancora un bellissimo uomo, lo dico anche che c'è tua moglie dietro le telecamere. Era un bel ragazzino, un bel ragazzo. Scusate, fai un primo piano a questo giornale. Guarda qua, che meraviglia, che occhi che avevi, Cioè, gli occhi sono rimasti poi quelli, Sì, stavo tesoro mio, dicendo non è che cambia. sono stato al lancio e ho rifatto una parte da protagonista dopo tanti anni e mi hanno regalato loro i fotoromanzi perché io... Ah, sì? Sì, io non ho messo da parte nessun fotoromanzo, ho interpretato più di 800 fotoromanzi e quelli che ho adesso a casa sono quelli che mi ha dato lancio 10 anni fa, ce ne avrò sì una settantina. No, davvero? Sì, non sono stata una persona che ha messo da parte i ricordi, perché io ho sempre pensato
Al domani, futuro. al futuro, al domani. Sì, che è una politica giusta questa, però noi siamo comunque ancorati molto al nostro passato, di la verità. Ma il passato è bellissimo e a me me lo ricordano poi tutte le persone che mi scrivono, che stando su Facebook, la pagina ufficiale, i vari profili che ho, da tutto il mondo mi scrivono e mi ricordano proprio questo bellissimo periodo. Ascolta, ma poi parliamo della tua musica. Sei rimasto in contatto anche a distanza di anni con queste attrici di fotoromanzi? Purtroppo tante di loro non ci sono più. Michela, Marina Coffa, Maria Antonietta, Adriana Rame, Franco Gaspari, che era grande personaggio anche lui a quegli anni, grandissimo successo, anche lui purtroppo non c'è più. E che ti devo dire, Stefano? Il tempo passa. Il tempo passa e poi ci sono anche queste brutte notizie che arrivano e ti lasciano proprio E noi male. invece oggi dobbiamo divertirci. Faccio un appunto. A parte i fotoromanzi della Lancio che ti hanno dato la visibilità negli anni 70-80 e non solo in Italia però. Questo in tutto il mondo. Cinematografia, scusate se tengo gli occhiali, ma ovviamente sai, fa più presentatrice, non è un fatto di mancanza di gradi, che bugiarda. Cinematograficamente è presente lui nella Bibbia e nei film Ancora una volta Venezia, regia di Claudio Giorgi nel 75, poi ancora Vento di primavera, Innamorarsi a Monopoli, regia di Franco Salvia nel 2000. Sì, allora ho fatto la prima esperienza come comparsa alla Bibbia. Hai capito? Alla Bibbia, sì, mi ricordo che io c'era un mio amico che mi ha detto: senti Franco, andiamo giù a San Giovanni dove prendono le comparse. Ah sì? E allora siamo andati a San Giovanni a vedere se potevamo essere presi da questi capogruppo e loro ci hanno detto: venite domani mattina alle 3 perché può darsi che non arriverà qualcuno di questi che sono già assegnati. E col mio amico con la Vespetta siamo partiti a Santa Croce in Gerusalemme alla piazza, là c'era il pullman e i capogruppi, mancavano 4-5 persone, 1, 2, 3, 4, 5, tra quei 5 ci sono stato io e da lì è partito tutto quanto. Bello! E da lì è partito tutta la mia avventura e poi ho fatto il film Ancora una volta a Venezia con un'attrice di fotoromanzi, Katiuscia, ed è stata una bella esperienza e ho fatto una particina in quest'altro film che tu hai prima citato, adesso non mi ricordo neanche il titolo, però devo dire che l'esperienza cinematografica Vento di primavera. Esatto. Devo dire che l'esperienza cinematografica è stata bella, però a me piace cantare. E allora scusa, se ti piace cantare andiamo in centro palco, che è meglio sentire l'attualità di Franco Dani, che è fatta in musica, ritornando sempre indietro nel tempo, perché l'attualità la certo. sentiremo andando avanti. No, ma l'attualità anche nel cantare le tue canzoni di allora, nel senso passaggio. che vengono riproposte in maniera diversa. Andiamo nella croce qui. Questa è la croce. Sì, perché Gianni ci ha dato degli input e non bisogna sgarrare perché se ne regista alle sue condizioni per la ripresa. Allora, la canzone che andiamo ad ascoltare è un tuo, ovviamente, grande successo. Sì, il mio primo grande successo, il primo grande 1978, questa canzone è scoppiata con le radio private. Hai capito? Grandissimo successo, io ho partecipato al disco inverno, dove tutte le etichette discografiche mandavano i loro dischi a tutte le radio private di tutta Italia e questa che sta a seconda in classifica delle richieste. Ma quanti soldi hai fatto, amore? Spiegami. Fatta a fare i tuoi. Allora ti lancio come fa una brava presentatrice, bravissima. In questo caso anche tua amica, allora con Aspettami, Franco Dani. Preferiresti essere sola e non dormire qui stasera? Lo leggo in fondo al tuo sorriso che annaspa dentro a un cerchio chiuso e vola dietro me. Preferirei lasciarti andare mentre mi accendo da morire, ma non riesco a fare a meno dell'onda calda del tuo seno. E affondo sempre più.
Aspettami, aspettami, le isole incantate non esistono. Aiutami, aiutami a credere un po' meno alle tue lacrime. Quando ritorni qui e ti fai piccola e ti nascondi me e mi dai l'anima, aiutami a non pensarti, aiutami a non amarti. Ci sono giorni in cui mi chiedo se non è meglio star lontano per dare spazio ai tuoi respiri e forme vere ai tuoi pensieri, darti la libertà. Aspettami, aspettami, le isole incantate non esistono. Aiutami, aiutami a credere un po' meno alle tue lacrime. Quando ritorni qui e ti fai piccola e ti nascondi in me e mi dai l'anima, aiutami a non pensarti, aiutami a non amarti. Che bel ricordo, Che bellissimo. bella. Questa è una canzone del 1978. Ieri. 40 anni fa. Dai, Però perché? no, ma io lo posso anche dire, è sempre attuale. No, è veramente molto. Ma sai, sono le tipiche melodie che hanno fatto grande l'Italia in musica. Purtroppo adesso si cerca di essere sempre molto esterofili, no? Ma invece la musica in Italia è famosa per la melodia, la melodia. no? E Certo. i grandi successi all'estero sono proprio i cantanti che cantano la melodia. Esatto. Ascolta, noi facciamo una bella carrellata di musica, poi magari ci rifermiamo nel nostro tavolino a parlare della tua esperienza attoriale, no? Adesso arriva una canzone che ti ha dato tanto, perché con questa hai vinto il disco per l'estate nell'81. Sì, Com'è nata? Ma questa è stata una grande soddisfazione, perché mi ricordo la mia etichetta discografica, la posso anche ricordare, la Vedette, famosa etichetta discografica di allora, che mi ha fatto fare una cosa molto carina, cioè nel senso, ha preparato un album prima, poi dopo che è andato bene mi ha proposto al disco per l'estate, e al disco per l'estate il mio discografico di allora non ci credeva tanto, perché tu sai meglio di me che ci sono tanti compromessi, certo, tante cose, e mi ha prenotato l'albergo per un giorno, Stefania, E poi hai vinto. e poi a sorpresa sono arrivato in finale, doveva essere un altro vincitore. Ci deve essere un altro vincitore, era già tutto sì, veramente è successo un qualcosa di miracoloso per me, ed è stato bellissimo, perché la sera che prima sono andato in finale, già non ci vedevo, eravamo rimasti in 4, anzi in 3, e la sera che mi hanno detto, presentava Barbara D'Urso e Gianni Morandi, e la sera mi hanno detto hai vinto, mi sono emozionato, ma veramente le lacrime, perché è bellissimo. Adesso posso dire, a distanza di 37 anni,
un primo premio l'ho vinto, di questo sono felice perché sono ripagato, perché io ho sempre creduto alla canzone. Io prima di Piccolo Amore Mio ho fatto altri Ti svegli con me, Amare me, perché non ci sono più di 100 canzoni, Stefano. Sì, lo so. Sembra che... Guarda che io ho studiato in questi giorni. No, e devo dire meraviglioso perché oggi posso dire un primo premio l'ho vinto, sono felice e non mi hanno fatto fare più niente dopo quel primo premio. Vabbè, ma però la cosa bella è che sono felice lo stesso. Ecco, ma l'importante perché è questo. l'importante è prendere con uno spirito in cui quello che a me è piaciuto tantissimo di questa situazione che è bellissima è stata che mi sono trovato un altro albergo dopo. Hai capito? Sì, devo trovare un altro albergo. Io però sono curioso come le amiche e gli amici che stanno a casa a seguirci di riascoltare questa 1981 con Piccolo Amore Mio, Franco Dani. Ok. Sembra impossibile, davvero tu sei qui, bella per me. Sei tutti i miei momenti indescrivibili, l'unica mia avventura resterai. Dentro i miei occhi tu, mia dolce immagine. Silenzio sì, se lo vorrai. Fare l'amore poi la tua felicità e non lasciarti mai nemmeno un po'. Per sempre tu qui, piccolo amore, mio dolce pensiero tu. Sì, averti tra le braccia e sempre tu qui, fragile amante, sospiro nel vento tu qui, se non ti avessi io ti inventerei. Piccolo amore, piccolo amore, qui nel mio letto tu, timida e semplice, i tuoi sospiri e poi la libertà. Piccolo amore mio, io non ti scorderò, meravigliosa qui tu resterai, per sempre tu qui, piccolo amore, mio dolce pensiero tu. Sì, averti tra le braccia e sempre tu qui, fragile amante, sospiro nel vento tu qui, se non ti avessi io ti inventerei. Profumo di un fiore tu, qui, un giorno, un mese, un anno e sempre tu, sì, na 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 na. Bravo Franco, è proprio Grazie, bello, è sempre attuale questa canzone. Sempre attuale, sempre attuale, carino. Sempre attuale, sempre. Che emozione è ripercorrere tutte le volte che canti una canzone, ovviamente torni indietro negli anni, di la verità. Ma io credo che queste canzoni mi hanno dato veramente una grande forza, perché io ho fatto tantissime serate, ma proprio tante.
negli anni È un po', negli anni d'oro ho fatto, sì, mi sì, ritorno sì. con la voce perché sentivo che la voce mia sta andando, qui ho fatto tantissimi negli anni d'oro e queste canzoni mi hanno sempre accompagnato. Questo è un brano con il quale hai partecipato al Festival internazionale di Seoul in Corea. Sì, E qui sei diventato ovviamente famoso oltreoceano. Bellissimo, è stata Una canzone un'esperienza bellissima. dell'82 ed è molto carina. Io la vado a lanciare. Sì, allora vorrei dire che sempre con questa canzone ho partecipato, rappresentavo l'Italia, sono arrivato terzo. Ah, e però? Sì, e ho partecipato anche al Festival Bar. Ah, con questa Con sempre? questa canzone sempre, Anno? anche Sempre 1982, Sempre 82. subito dopo Piccolo Amore Mio, 1982. Dove vai? Franco Dani. Spegni la luce e dimmi che cos'è che ti spinge a volar via. Come faccio ad essere la tua idea, a stare in alto insieme a te? Prima ti spogli, poi non lo sai più. Se ti va di far l'amore, indecisa come un batticuore, inventi un freddo che non c'è, un tardi che non è. Dove vai? Cosa fai? Io con te non so mai se ci sei, se mi vuoi, se con me tu vivrai. Dove vai? Sei qui nell'aria. Cosa fai? Sei necessaria. Dormi qui sul mio cuscino, fuori ormai non c'è nessuno. Dove vai? Il fuoco è acceso. Cosa fai? E tu mi hai preso. Spegni la luce, non mi sento più così forte da aspettare. Se la tua mente annega in un giornale, che amore strano è questo qua, che notte che sarà. Dove vai? Cosa fai? Io con te non so mai se ci sei, se mi vuoi, se con me tu vivrai. Dove vai? Sei qui nell'aria. Cosa fai? Sei necessaria. Dormi qui sul mio cuscino, fuori ormai non c'è nessuno. Dove vai? Il fuoco è acceso. Cosa fai? E tu mi hai preso. Dobbiamo fare un duetto, È vero, non abbiamo mai Bel fatto duetto, duetti. sì. Carina, molto carina. No, ma sono belle tutte le tue canzoni, sono proprio belle tutte. Senti, io quando venivo tutti gli anni qui mi chiamate sempre romanticone. Ma tu sei... ogni tanto vai fuori dai gangheri, però. Ogni tanto vado fuori. Ogni tanto devi... Io ho sempre cantato canzoni d'amore, sempre. Perché credo nell'amore. beh, vorrei vedere. Credo molto Ci nell'amore. rimane solo quello. E la cosa importante è che ogni canzone che ho cantato mi ha sempre emozionato quando ho ascoltato il provino dell'autore. Perché se mi emoziona, la canto. Beh, ma certo, ma questa è la Ma politica. se no- Favore camera mi è stato dato dalla tua art director, nonché moglie, il tuo CD.
Questo CD è uscito 2 anni fa. 2 anni fa con i maggiori successi tuoi, no? Sì, ci sono Ci aspetta, Piccolo amore mio, ci sono Esatto. tante canzoni che fanno parte di questi, ci sono anche le canzoni nuove. Certo, ci sono le certo, canzoni certo. nuove. Questo che No. è lui. E poi vorrei dire, arrangiato, lo vorrei dire perché è stato Dillo, bravissimo, mi ha arrangiato delle bellissime canzoni, il maestro Roberto Russo. Che è molto bravo Roberto. Molto sì, è vero, bravo è vero. Roberto Russo. Io direi adesso di fare una doppietta di canzoni dello stesso anno, 2003, Sì. per cui a seguire ci farei ascoltare 2 brani molto carini anche questi. Parlo di Abbracciami e Solo lei, Franco Dani. Ok. È un attimo e cambierà qualcosa dentro di me, intorno a noi, che cosa vale di più di un semplice momento? In fondo poi riesce a fermare il tempo. Abbracciami, dammi un brivido, dimmi ancora le cose più belle. Ci sto bene con te, non è solo questione di pelle, ma è qualcosa di grande che il tempo maturerà. Abbracciami, dammi l'anima, fammi entrare, ho bisogno d'amare. La mia bocca va in cerca di te e ti lasci trovare. All'unisono poi ci perdiamo nell'immenso più blu. Nata per me, senza di te sto male. Musica sei, musica da riascoltare. Abbracciami, dammi un brivido, dimmi ancora le cose più belle. Ci sto bene con te, non è solo questione di pelle, ma è qualcosa di grande che il tempo maturerà. Abbracciami, dammi l'anima, fammi entrare, ho bisogno d'amare. Si è fermato il mio tempo con te, posso ancora sognare. Solo e sempre più in alto con te, finché tu lo vorrai. Abbracciami, dammi l'anima, fammi entrare, ho bisogno d'amare. Si è fermato il mio tempo con te, posso ancora sognare. Solo e sempre più in alto con te, finché tu lo vorrai. Ogni volta che ti cerco e tu ci sei, è un momento. Non mi basti mai. Tu sei l'inizio che non ha mai fine. Mi manchi tanto, mi manchi sempre. Che bella questa storia, questo amore che cresce piano senza far rumore, lontano da ogni sguardo per sognare, ma a volte se ci credi
può far male, lo vivi e lo pretendi ogni momento, ma nonostante tutto sai che c'è. Chi mi manca è lei, lei che mi fa vivere questo amore unico, immenso e inconfondibile, è la verità. Chi mi manca è lei, la mia solitudine, quella forza magica che mi aiuta a vivere solo e sempre lei. È bello respirare questo amore, accarezzarlo con la mente e il cuore e stringerlo più forte da far male, con la paura che ti può lasciare. Lo vivi e lo pretendi ogni momento, ma nonostante tutto sai che c'è. Chi mi manca è lei, lei che mi fa vivere un amore unico, immenso e incancellabile, solo e sempre lei. Un amore unico, immenso e incancellabile, solo e sempre lei. Solo lei. Sempre lei, solo lei, sempre lei. L'eterno romantico, è Franco. Sempre, sempre, sempre. Dietro le quinte anche lo staff, il trucco, Parrucco che salutiamo, ringraziamo, ma queste canzoni non ne fanno più. Io cerco di stringere perché sennò poi se andiamo fuori tempo. fuori tempi, ma anche questi talent sono utili per scovare un po' nuove proposte, è giusto dare spazio anche ai giovani perché figuriamoci, però poi bisogna mantenere anche quello che gli artisti hanno dato, no? Cioè Sì, dare io- una continuità anche agli artisti non più ventenni. Non più. Cosa dici? Anche se gli anni vanno, però io credo che è giusto che i giovani vadano avanti perché Certo. noi abbiamo iniziato giovanissimi, abbiamo Certo. avuto una grande fortuna, ai nostri tempi si vendevano 1 milione di copie, il disco d'oro era 1 milione, adesso un disco d'oro sono 25.000 copie, quindi voglio dire, anche per i giovani è molto difficile, però è giusto che ci siano i talent, che ci siano i vari programmi. L'unica cosa che mi dà fastidio televisivamente parlando sono la televisione del gossip. Passiamo a un brano che tu hai in questa veste rivisitato, riarrangiato, un tuo cavallo battaglia del 2015. Parlo, bailando, questa è una roba tutta. Ma certo, tutta, Bailando mi amore. Che genere è pure questo brano? Ma questo è È tipo un latino? Tipo latino. Tipo latino. Lambada, non so. Tipo una- Io direi Insomma- di ascoltarlo, Bailando mi amor. Bailando mi amor, Franco Bailando Dani. mi amor.
mai detto a nessuna parole d'amore. Mi riscopro poeta stasera parlando con te. Ti sussurro le frasi più belle dettate dal cuore. Mi tormenta da sempre un pensiero, la voglia di te. Bailando, 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 mio amor. Ti cerco, ti stringo, ti voglio, ti avrò. Sei dolce, sei bella, sensuale, mio amor. Questa volta non dirmi di no, di no. Bailando, 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 mio amor. Sei dolce, sei bella, sensuale, mio amor. Questa volta non dirmi di no, di no. Bailando, 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 mio amor. Questa volta non dirmi di no, di no. Bravo Franco, molto coinvolgente questo brano, veramente grazie. molto molto Ma carino. devo dire che questa Molto canzone qui carino. me la stanno suonando le orchestre. Vabbè, mica male. È una grande soddisfazione. Lo sai che esiste un mondo, veramente un Molto, mercato molto importante, un del mondo mercato del ballo. importantissimo. Beh, io devo dire la verità, io mi sono fatta la mia gavetta che detta così dice, ma i giovani dovrebbero imparare cosa significa, oggi hanno meno possibilità. Oggi sì, hanno oggi meno sì. possibilità. Io la mia gavetta me la sono fatta con un'orchestra da ballo e parlo di un'orchestra fantastica degli anni, fine anni 80, inizio anni 90, ero una ragazzina. Mi Pochi pare anni che fa. Giuliano Cavicchi. Grande, Grande grande. orchestra, Io poi orchestra. a quei tempi andavo in giro, vedo sempre all'orchestra, Esatto. perché ho fatto tanti locali, tante sale da ballo Certo. negli anni d'oro, quindi c'erano tutte le orchestre. Allora, sì, questa sì. canzone vorrei dirlo subito, Sì. me l'ha scritta Luigi Mosello. perché Infatti lo stavo leggendo. Ecco, io ho smesso di cantare, poi c'è stata l'amicizia con Luigi Mosello che mi ha mandato delle canzoni e mi è tornata la voglia di ricantare. Sì, quindi però qui però, questa qui è l'ultimo singolo, poi in quell'album che ho fatto vedere prima. No, ma io mi volevo agganciare a un altro. Prima gli dici ti amo, ti adoro. Ah no, stavo sbagliando canzone. Infatti, vedi nella scaletta no, hai ragione. no, hai ragione. infatti io ti riporto Vabbè, i ma dei- anche questa qui l'ha scritta Luigi Mosello. Io però ho Lancioli, Russo, Gibis. Gibis e Luigi Mosello. Russo è il maestro. Esatto. Ecco, e qui tu vai un pochino fuori dalla Sì, tua qui sono andato retorica fuori. normale. E ti dirò una cosa, che quando ho mandato la canzone a Gianni Turco, mi ha detto Franco, ma che sei matto? Ma tu canti una canzone del genere alle donne. Che sei uno che hai cantato sempre l'amore, sei romantico. Ti prendi le responsabilità? Sì, lui io ho detto sì perché ci credo. Beh, anche allora- perché ogni tanto bisogna anche Ok, cambiare. no, sì. Con Vai a quel paese, Franco Dani. Guardo, questi occhi sono i tuoi, ma sognano nel vuoto, laggiù dove non so arrivare. Parlo, mi senti e mi so
dimmi cosa ti succede. Lascia tutto e via. Non pensare, vai, 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 vai a quel paese, tu che sei un problema, io ti mando a quel paese. Vai a quel paese, non ti costa niente, starai bene in quel paese. Vai a quel paese, quando e non ti penso, io ti mando a quel paese. Vai a quel paese, viva l'allegria, il resto vada a quel paese. Vai a quel paese, tu che sei un problema, io ti mando a quel paese. Vai a quel paese, non ti costa niente, starai bene in quel paese. Vai a quel paese, quando e non ti penso, io ti mando a quel paese. Vai a quel paese, viva l'allegria, il resto vada a quel paese. Vai a quel paese. Vai a quel paese. L'hai mai dato a quel paese, povera donna? Ma che t'aveva fatto? No. Ma sai, sono canzoni che poi oltretutto è bello farle, anche perché ogni tanto quando uno vuole veramente mandare a quel paese, pensate alla canzone mia, ve la dedicate e la dedicate a chi dovete mandare a quel paese. Ma allora dimmela tutta. Dimmela. Adesso Sì. c'è una doppietta come abbiamo fatto prima, lanciamo Sì. 2 brani. Io direi la prima tratta un tema in maniera devo dire molto delicato, con la tematica appunto è la violenza sulle donne e c'è questo detto ormai che è un po' scontato: la donna non va toccata nemmeno con una rosa. È vero, non va? Verissimo, È vero. verissimo. Per cui tu tratti questa tematica importante, che è di molto di attualità, anche che secondo me non dovrebbe nemmeno essere, dovrebbe essere implicito il fatto di non picchiare le donne. Comunque, vabbè, parliamone pure. Il discorso invece la tematica invece della canzone a seguire, questa si chiama Non siamo tutti uguali, la Sì, tematica questa qui è una sulle canzone donne. che vorrei dire, quando mi è arrivato il Di provino, Mosello, giusto? Mosello, mi è arrivato il provino, mi sono emozionato. Ah, beh, certo. Mi sono emozionato perché mi ha ricordato un po' la storia con mia moglie. Certo, Mi ha ricordato certo. questa storia, io con mia moglie, sono 50 anni che stiamo insieme. E come fai, amore mio? Cioè, perdonami, 50 anni di matrimonio? Sì, 50 anni di matrimonio, mamma mia, però mamma stiamo mia. ancora bene insieme e devo dire che ricorda un po' tutta la nostra storia. E poi proprio il titolo stesso, Non siamo tutti uguali, ti fa capire che ci sono tante persone che non sono uguali a quegli altri delinquenti, Certo, che certo, purtroppo ogni giorno leggiamo sui giornali, Certo. uccisa la moglie, Certo, no, cioè, storie bruttissime che non dovrebbero proprio esserci. Esatto. Mentre dopo facciamo una cosa completamente diversa, Sì. no? Prendimi e invece proprio prendimi. Sì, prendimi. Ok, allora parto con quale canzone? Partiamo con Non siamo tutti uguali, a seguire Prendimi, sempre Franco Dani. Io la donna mia l'ho amata e la amo come se questo mondo non sarebbe uguale se lei non fosse qui a darmi i suoi consigli, a cogliere i perché di una vita a volte dura che ci porta via con sé. Io la donna mia la stimo per l'amore che mi dà, non saprei nemmeno alzar la voce per quello che non va. Eppure a volte vedi
che si piangono anche l'anima per un uomo che non è. Non siamo tutti uguali e tu lo sai perché. Sul viso le mie mani ti sfiorano e fanno poesia. Non siamo tutti uguali e tanti come me ci stanno proprio male, perché non siamo tutti così, non siamo tutti uguali. Anche se hanno un cuore vero, mentre qualche uomo duro non conosce neanche un fiore. La casa è un dolce nido e non può cambiare se si crede che da un pugno un amore nascerà. Non siamo tutti uguali e tu lo sai perché. La donna e il suo rispetto non sono solamente teorie. Non siamo tutti uguali e tanti come me ci stanno proprio male, perché non siamo tutti così, non siamo tutti uguali. Non siamo tutti uguali e tanti come me ci stanno proprio male, perché non siamo tutti così, non siamo tutti uguali. Non siamo tutti uguali. Sono d'accordo, non stiamo più insieme e c'è un amore che vola. Forse l'idea di raggiungere chi ti saprà dare più tempo. Mancano le vibrazioni che fanno gridare la pelle. Dobbiamo avere la forza di dire cosa tra noi non funziona e continuare a guardarci negli occhi senza mai più andare oltre. Quello che è stato rimane in me, non lo potrò cancellare. Prendimi l'anima di questa storia che non so dimenticare. Prendimi quell'energia che ti ho dato per farti innamorare. Pensami ancora se servirà, io ci sarò se vorrai. Prendimi tutti i segreti e nascondili sotto un cuscino bianco. Prendimi quello che vuoi per rivivere come farò anch'io. Pensami ancora se servirà, io ci sarò per provare.
sorrisi e di parole che mi hai regalato, sempre nel bene e nel male. È questa vita che fa così e porta il mondo a cambiare. Prendimi, prendimi l'anima di questa storia che non so dimenticare. Prendimi, prendimi quell'energia che ti ho dato per farti innamorare. Pensami ancora se servirà, io ci sarò se vorrai. Prendimi, 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 prendimi l'anima di questa storia che non so dimenticare. Prendimi, prendimi quell'energia che ti ho dato per farti innamorare. Pensami ancora se servirà, io ci sarò se vorrai. Prendimi. Ma ti ha preso poi? Mi ha preso, mi ha preso. Carino, beh, ma sai. tu sei proprio poliedrico, sei un romanticone ma anche molto scatenato, ti Sì, diverti? ma io mi diverto moltissimo. E poi nelle serate sono un'altra persona. Siamo arrivati addirittura d'arrivo con Sì. una canzone bellissima. Allora, questa canzone, devo dire sinceramente, è una canzone che io ho già inciso sull'album E Vai. E Quell'album Vai. E Vai, l'ultimo album E Vai, l'ho inciso con una soprano polacca, Domenica Zamara. Bello. Una bella voce, bellissima. Però questa canzone che a me piace moltissimo, non l'ho mai presentata. Che è in un inno alla speranza. Un inno alla speranza. Non l'abbiamo mai presentata in televisione perché lei viaggia in tutto il mondo, c'è un Certo, sacco certo. di tornei, viaggia moltissimo. Allora, Non dire niente, eh? No, allora Gianni, no, non dico niente. Gianni mi ha detto: senti Fra, tu devi cantare una canzone con una nostra amica. Esatto. Allora ho pensato che c'era questa canzone, l'ho fatta ascoltare a Gianni e Gianni mi ha detto: mamma mia, è giusta, è giusta. Per non si dice. Per non si dice, non lo diciamo. Io faccio tutto, io te non ti Allora, preoccupare noi non perché parlo tu più. inizi, poi arriverà la sorpresa. Il mio compito è quello di presentare la canzone un po' alla Sanremo, no? Un po' alla Sanremo. A me piace fare un po' questa presentazione di Mosello Lancioli, La voce mia, dirige l'orchestra Stefania Cento. Stefania Cento, dai. Ok. Bella direttrice d'orchestra. Cantano Franco Dani e una sorpresa. Vai. Io per te volerei oltre il silenzio per gridare il nome tuo. Io con te non avrei dubbi e paure, ma soltanto un futuro. Io so che mi raggiungerai, che il sogno sono io e credo alla tua fede, ma c'è qualcuno accanto a te che non mi vuol vedere perché non sente niente. Sarai la voce mia per lui, Sarà la voce mia la forza, e allora tutto cambierà, ritornerà anche il sole, ritornerà la vita.
lasciare proprio quando sto lottando. Io so che cosa son per te e quanto sai di me nella mia lunga storia. Vedrai che prima o poi sarai insieme a queste mani che stringerai sul cuore. Sarai la voce mia per lui. Sarà la voce mia la forza, e allora tutto cambierà, ritornerà anche il sole, ritornerà la vita. Vedrai che prima o poi sarai insieme a queste mani che stringerai sul cuore. Sarai la voce mia per lui. Sarà la voce mia la forza, e allora tutto cambierà, ritornerà anche il sole, ritornerà la vita. Tu per me la voce mia sarà. Bellissima, veramente bellissima. Daphne Barillaro, grazie Daphne. Grazie. Complimenti, Franco. ma questa impostazione lirica hai messo? È stata una sorpresa. Allora è un stata po' una per grande tutti. sorpresa per tutti, perché lei era indecisa se cantarla, perché aveva paura della tonalità. Sì, un po', perché questa è proprio a impostazione È lirica. stata bravissima, anzi ci ha emozionato perché noi abbiamo ascoltato il tutto, siamo rimasti emozionati perché l'ha cantata benissimo e con tutta la paura che aveva di non farla bene E invece l'hai È fatta andata bene. benissimo. uscita alla Andata grande. Bella, Siamo molto poi contenti, molto bella sì, anche sì. la canzone. Grazie. Veramente bella, Ho complimenti. indovinato, Ho indovinato, Hai indovinato, sì, come sempre. L'ho scoperto io! L'ho scoperto io! L'ho scoperto io! Come sta andando, Daphne? Raccontaci le tue attualità. Come sta andando la situazione canto, Benissimo, spettacolo? benissimo. Abbiamo prodotto, Gianni Turco ha prodotto questo CD che è appena uscito, quindi sono molto contenta. Ho partecipato e partecipo alle trasmissioni di Mille Voci, Esatto. quindi insieme facciamo questo percorso, quindi è anche una grande emozione, sono contentissima. E poi questa esperienza con Franco è stata anche un ulteriore passo in avanti, un'ulteriore crescita nel mio modo di cantare, quindi sono molto molto contenta. Guarda, io di sono questa contenta anch'io, occasione. perché io non ho mai fatto un duetto, l'ho fatto con Domenica Sì. e quest'altro duetto è stato ancora Ah, più non è mai entusiasmante. successo dopo? No, io non ho mai cantato non ho fatto mai, sempre cantato singolo, no? Sempre cantato da solo, no? Però questa esperienza che ho fatto con due voci diverse, lei era una soprano. L'impostazione del pop, comunque della musica leggera, e quella della lirica inizialmente è la stessa, perché è l'uso degli eframmi, le cose eccetera. Poi ovviamente, sai qual è la differenza? Poi salutiamo il pubblico, tra un cantante di musica leggera e il cantante lirico. La differenza è una. Sì. Che noi cantanti di musica leggera cantiamo in maschera, vuol dire che la voce la mettiamo in maschera, il cantante lirico la mette in testa. Punto. Bellissimo. E lei è riuscita a fare entrambe le cose, Bravissima. perché non è una cosa semplice. E ti dirò, mi è piaciuto questo fatto di ricantarla di nuovo. E chissà se mi verrà in mente di fare anche altri duetti, perché in fondo È scatenato Franco Dani, è scatenato, non lo ferma più nessuno. Allora, noi siamo la triade, la rappresentanza della famiglia di Gianni Turco, che ringraziamo. Ringraziamo i tecnici, l'operatore di ripresa, i tecnici audioluci, Trucco, Parrucco, tutti quanti si sono adoperati per questa
bellissima interpretazione dello special dedicato a Franco, alla sua vita precedente con i fotoromanzi della Lancio, alla sua musica che è stata il suo passato, è il suo presente, ma sarà anche il suo futuro. Alla prossima! Ciao! Grazie. Grazie.